Ancora pochi giorni e a Scorzè i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco che prenderà il posto di Giovan Battista Mestriner. A sfidarsi ci saranno l'attuale vice sindaco Nais Marcon che farà della continuità il suo cavallo di battaglia. Rimettere a posto sicuramente il centro, questo traffico che è qui davanti al municipio di essere ridotto, la strada deve essere sistemata, deve essere reso un centro fruibile dai cittadini anche dal punto di vista pedonale e quindi bisogna intervenire presto sui marciapiedi, sulla strada, sugli immobili che ci sono intorno, c'è da lavorare parecchio. Abbiamo già iniziato un lavoro su via Cercariolo e su questa via in fianco al municipio e speriamo di avere l'opportunità e di avere i mezzi per portarla avanti. Per il centro-sinistra si presenta Dario Zugno che vuole il rinnovamento a partire dalla scuola. Dovrebbe cambiare sicuramente il modo in cui sono coinvolti i cittadini. Noi vogliamo un comune che crei una rete di relazione tra i cittadini, che coinvolga i cittadini nelle scelte. Nel nostro programma abbiamo previsto una serie di proposte proprio per migliorare la partecipazione nel nostro comune. Creare un progetto per una nuova scuola, un plesso unitario che comprenda sia le elementari che le materne su Scorzè capoluogo e mantenere le elementari su tutte le frazioni. Un'impostazione quasi imprenditoriale arriva invece da Emanuela Barbiero che punta su più aspetti. Il nostro programma ha dei grandi temi da risolvere, la viabilità, la scuola, il centro cittadino, ma comunque prioritari sono sempre le emergenze, le persone disagiate, le famiglie in difficoltà, gli anziani, ma anche le stesse aziende, le attività commerciali che possono essere in situazioni di criticità. Sono temi che per me sono veramente prioritari e a cui io veramente voglio dare o riservare anzi una grande attenzione durante tutto il mio operato.